Una 49enne italiana in terapia intensiva a Padova contagiata dalla variante Delta. A confermarlo il sequenziamento, la donna non era vaccinata. E si registra un nuovo focolaio di variante Delta a Isola Verde nel Chioggiotto, 14 positivi registrati in un centro estivo sportivo dedicato al rugby, alcuni di questi sono bambini. Non solo l'enorme mole di lavoro per l'emergenza Covid, in un anno e mezzo la protezione civile ha dovuto gestire 15 stati di crisi tra maltempo, neve e incendi boschivi. Oggi il bilancio dell'assessore Bottacin. Domani l'autopsia sul corpo di Elisa Campeol, trucidata da Fabrizio Biscaro a Moriago della Battaglia. Intanto a Pieve di Soligo si pensa ai funerali, quel giorno sarà lutto cittadino. La Corte d'Appello di Venezia conferma i 20 anni di carcere per Luigi Segnini, il camionista di Torri di Cortesolo che l'8 giugno 2019 uccise l'ex fidanzata Marianna Sandonà a Monte Galdella. Parte il concorso internazionale per creare un porto per le grandi navi fuori dalla laguna di Venezia. Il progetto vincitore sarà selezionato entro il 30 giugno 2023. Un cervo femmina a passeggio all'alba per il centro di Treviso, il video virale sui social. Per gli esperti è uno degli effetti del lockdown, l'animale scortato in aperta campagna dalla polizia. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. Dunque c'è un caso di variante Delta in ospedale a Padova. Si tratta di una donna di 49 anni, ora ricoverata in terapia intensiva. Il sequenziamento ha confermato proprio la variante Delta. La persona che è stata ricoverata appunto ieri in terapia intensiva, stiamo sequenziando, ma è ancora in corso l'esame, però c'è un orientamento verso la Delta. Il sequenziamento, dopo poche ore, ha confermato che la variante Delta, la più temuta, è entrata in azienda ospedaliera a Padova. Lo fa con il ricovero di una 49enne italiana e non vaccinata, direttamente in terapia intensiva. Nello stesso reparto sono ricoverate 2 donne. Oltre alla 49enne c'è da venerdì una 32enne contagiata dalla variante Gamma, quella brasiliana, e collegabile al cluster di un condominio in Arcella. Però è un segnale anche questo arrivo in terapia intensiva che ci sta a dire ancora una volta sì, insomma, il virus sta circolando, insomma, ecco. E quindi ancora una volta il messaggio è un messaggio di attenzione agli assembramenti, di attenzione al rispetto del distanziamento, di attenzione all'uso della mascherina. 3 sono invece i ricoverati in area non critica all'ospedale di Padova. Uno di questi è stato vaccinato con una dose di Pfizer una decina di giorni fa, mentre l'altro ha ricevuto un ciclo completo di Sinovac, il vaccino cinese, ad aprile. La guardia deve restare alta, ha sottolineato il direttore generale, anche se l'incidenza di contagi su 100.000 abitanti è scesa in una settimana da 9 a 6. È opportuno veramente sviluppare il ciclo completo, cioè una dose di vaccino non sembra essere sufficiente a proteggere del tutto nei confronti della variante Delta, quindi è opportuno fare il ciclo completo affinché quella protezione che abbiamo ormai assodata sulla variante Alfa e sulla variante Gamma, quindi inglese e brasiliana, possa esserci anche per quanto riguarda la variante Delta. E 2 cluster sono stati individuati a Padova, per l'appunto, uno all'interno di un condominio dove sono ricoverate 3 persone con la variante brasiliana, cluster anche tra un gruppo di bambini di ritorno da un campeggio estivo a Isola Verde nel Chioggiotto, dove sono 5 i contagiati dalla variante Delta. Il virus, la variante Delta in particolare, ma non necessariamente solo quella, comunque continua a bussare alle nostre porte. Tant'è vero che abbiamo avuto la settimana scorsa addirittura un condominio di persone che si sono positivizzate a una variante, la variante brasiliana, ed è notizia di questa mattina che in un centro estivo presso Isola Verde nel Veneziano si sono positivizzati 5 ragazzini residenti a Padova su un totale di 10 in isolamento,
lì sia a causa della variante Delta. Fonte ufficiale, notizie che speravamo di non ascoltare così presto. 2 cluster nel territorio dell'ULSS 6 Euganea, uno da variante brasiliana, l'altro da variante Delta. Il primo si è sviluppato in un condominio del quartiere Arcella di Padova, abitato da cittadini del Bangladesh. 3 sono ricoverati in azienda ospedaliera a Padova. Una giovane donna non vaccinata si trova attualmente nel reparto di terapia intensiva. Il Dipartimento Igiene dell'ULSS 6 ha già effettuato una quarantina di tamponi. I residenti sono in isolamento. In isolamento anche 10 bambini appena tornati da Isola Verde, dove erano in campeggio sul litorale veneziano. 5 sono stati contagiati dalla variante Delta. La notizia è di poche ore fa. Il virus non è vinto. Le vaccinazioni continuano con il ritmo di 9.000 dosi al giorno. 6 padovani su 10 hanno già ricevuto la prima dose. L'ULSS ha aperto in queste ore altri 7.500 posti che vanno ad aggiungersi ai 6.400 ancora liberi in fiera. Questo è per dire quanto importante è continuare appunto con questa campagna di vaccinazione che deve veramente coprire il maggior numero possibile di persone. Questo, credetemi, ci consentirà di avere un autunno più sereno e mi auspico appunto di relazioni. Il focolaio nel centro estivo di Isola Verde è un campus dedicato al rugby, coinvolge in tutto 14 persone, fa sapere l'ULSS 3. Tra questi ci sono i bimbi padovani di cui abbiamo parlato nei precedenti servizi e 4 adulti, 3 animatori e un operatore, probabilmente un genitore. I positivi sono anche di Vicenza e del Rodigino in attesa dell'esito della tipizzazione dei tamponi. E proprio della variante, la variante Delta è al centro del sondaggio che vi presentiamo questa sera. Il quesito lo vedete, Covid e Delta, le varianti sono un falso problema? Vi chiediamo di rispondere a questo quesito, rispondendo sì, quindi componendo lo 0422 1626 691, oppure rispondendo no, il numero è lo 0422 1626 690. La chiamata è gratuita, anche se sentite occupato la vostra risposta verrà correttamente registrata. Movida numero chiuso, altro tema al centro dell'attenzione, in Contrappescherie Vecchie a Vicenza, primo fine settimana di sperimentazione tra luci e ombre. Movida numero chiuso, Vicenza in Contrappescherie Vecchie tra luci e ombre. 60 metri di strada tra Piazza Erbe e Piazzetta Palladio blindata il fine settimana tra transenne, percorsi obbligati e pattugliamenti serrati, con in campo anche la Military Police americana in divisa. Digerito il primo fine settimana di sperimentazione, i residenti e commercianti annotano gli effetti positivi immediati. Con il primo weekend è andato decisamente meglio che le volte scorse. Speriamo che continuino così allora. Che la piazzetta è ritornata ad essere quello che doveva. L'abbiamo vissuta, diciamo, in una maniera positiva, perché ci voleva un controllo, ci voleva un intervento nel caso delle forze dell'ordine, del comune, di tutti gli enti. Ma non è oro tutto quello che luccica, e anche la Movida numero chiuso porta con sé effetti non tutti positivi. Ci rimettono moltissimo gli esercenti, qui hanno avuto perdite non di poco, quasi il 50% di perdita, perché è ovvio quello, meno gente c'è e meno gente consuma. Quindi da un lato ha avuto un effetto positivo, dall'altro ha avuto un effetto negativo, e il problema è quello di trovare la via di mezzo tra queste o altre misure per risolvere il problema. Ecco. Sono estremamente dispiaciuto perché non c'è un'organizzazione, secondo me, con il comune per capire quale gente far passare, quale non far passare, perché ci sono questi 2 o 3 locali che sono vuoti. C'è stato un riscontro di molto meno clientela, perché tante persone sono anche scoraggiate da trovare transennato, trovare chiuso, e quindi a livello economico, diciamo, c'è stato un 30-40% in meno di lavoro. Problemi non ce ne sono stati. Comunque sicuramente non penso che sia questo il modo per risolvere il problema. E soprattutto sembra non essere risolutiva. C'è da dire che comunque la gente passa bene o male, è pieno di ragazzi ubriachi, soprattutto davanti alla mia porta di casa, devo spesso chiedere permesso per uscire. Nonostante ci siano le transenne e tutto. Ha aiutato un pochino, diciamo, però mi aspetto comunque la presenza di più forze dell'ordine, perché senza di loro vedo che appena vanno via le forze dell'ordine la situazione torna come prima. Cioè, perché a mezzanotte finisce il servizio di pattugliamento. Esattamente, dopo la mezzanotte torna tutto come prima. Purtroppo è così.
Vabbè, quindi vi aspettate che magari venga prolungato il servizio eventualmente? Sì, questo assolutamente. L'assessore regionale Bottaccin oggi ha presentato il bilancio di questi 16 mesi di attività della protezione civile, impegnata sicuramente sul fronte Covid, ma non solo. Il 21 febbraio, quando ci sono stati segnalati i primi casi in Veneto, i primi ad arrivare a Schiavonia sono stati i volontari della protezione civile, hanno allestito le tende, presidiato l'ospedale che era stato chiuso. Da quel 21 febbraio 2020 il lavoro della protezione civile del Veneto non si è più fermato. Dei 25.000 volontari, 12.000 quelli impegnati nell'emergenza Covid. Oltre 280.000 giornate uomo regalate dai volontari della protezione civile del Veneto alla collettività, dando un supporto incredibile alla sanità. Contabilizzate queste ore regalate alla comunità veneta si traducono in 50 milioni di euro. Protezione civile impegnata negli ultimi 16 mesi in attività di logistica, alcune realizzate solo in Veneto, come la riapertura di 6 ospedali dismessi e ancora la consegna di mascherine e ventilatori. Volontari poi appositamente preparati e impegnati nell'attività di contact tracing o al centralino del numero verde istituito ad inizio emergenza. Uomini e donne impegnati nei punti tampone e nei centri vaccinali. Oggi 500-600 ancora al lavoro negli hub o nella consegna di materiali sanitari. Ma ci sono altre attività meno conosciute ma altrettanto importanti che vedono la protezione civile in prima linea. La protezione civile sta effettuando il trasporto previsto dall'ordinanza del Ministro della Salute dagli aeroporti alle varie ULSS piuttosto che ai Covid hotel delle persone che arrivano dallo Sri Lanka, India e Bangladesh. Di questi 16 mesi di emergenza tornano alla mente alcuni fotogrammi. Il ricordo vivo che ho è che quando nella prima settimana abbiamo fatto la raccolta da Rovigo a Padova per le mascherine, l'autostrada completamente deserta. Il fermarsi per la strada e non vedere un veicolo passare. Non c'è stato solo il Covid ad impegnare i volontari. Abbiamo avuto 15 situazioni emergenziali rilevanti in questo anno e mezzo, quindi più o meno una al mese. La più impattante è stata quella di inizio dicembre 2020, ha piovuto più del 1966, quando ci furono oltre 100 morti in Veneto, ha piovuto più del 2010 quando mezzo Veneto si allagò. Tutte le opere di prevenzione che sono state messe in campo in questi anni dalla Regione, dalle province e dai comuni stanno dando esito positivo. Ci sono state le emergenze meteo, gli aiuti per l'alluvione in Emilia-Romagna, gli interventi per le nevicate dello scorso inverno e gli incendi boschivi. Protezione civile sempre pronta ad intervenire laddove sarà necessario. Abbiamo una parte del Veneto che è a rischio rilevante incendio boschivo e ci sono anche previsioni, soprattutto nelle aree montane, di eventi meteo rilevanti, quindi temporali. Ovviamente noi siamo pronti ad affrontare qualsiasi situazione. La cronaca a partire dal delitto di Moriago della Battaglia. Il governatore Zaia ieri a Ring è intervenuto sul dibattito e le polemiche attorno ai servizi per la sanità mentale. Per il presidente della regione diventa necessario da parte del legislatore cambiare una parte del sistema. Diciamolo fino in fondo che a certi livelli bisogna cominciare a ipotizzare che ci vogliono cure più intensive. Luca Zaia non usa troppi giri di parole, il sistema fa capire deve cambiare e puntualizza subito a scanso di equivoci. Non si parla di riaprire certe strutture che la storia ha bocciato da tempo, ma di dare la possibilità alla sanità e alle istituzioni di poter intervenire con più forza di fronte a certe situazioni. L'orrore di Moriago si poteva evitare? Zaia difende l'ULSS 2 che ha ribadito di aver monitorato la situazione anche dopo che Biscaro aveva deciso di interrompere la terapia. Ed è qui, sostiene il governatore, che qualcosa deve cambiare. Materia per legislatori, non per presidenti di regione. La storia di questa persona che ha così barbaramente ammazzato Elisa Campeol è la storia di una persona alla quale evidentemente quelle cure non sono state sufficienti. Io vedo una storia di una persona che i sanitari che chiamano a casa, che si informano, hanno firmato anche il consenso per non avere neanche più, diciamo, la visita, quello che è. Insomma, dicevano che il ragazzo stava bene, però evidentemente non stava bene. Una vicenda che continua a scuotere, che accende polemiche e attacchi anche forti. Di corresponsabilità morale dei tagli ai servizi psichiatrici ha parlato Monsignor Ermanno Crestani, presidente dell'Associazione Tutela Salute Mentale.
Di Veneto fanalino di coda parla il PD regionale, che ha chiesto a Palazzo Balbi i numeri del problema, mettendo sul piatto la cifra dei 54 euro di spesa pro capite per la sanità mentale, contro i 78 euro di media nazionale, meglio soltanto della Basilicata. Ma Zaia rigetta subito la polemica, tornando a quell'inciso iniziale. Il problema da risolvere, dice, è di poter intervenire. Sono numeri che non hanno nessun senso spiegati così. Cioè, 54 euro che mette il Veneto con un sistema sanitario eccellente valgono come 2 volte o 3 volte quelli che mette qualcun altro che ha una sanità inesistente. Ma di cosa stiamo parlando? Ma la devi inserire in un contesto di sanità? Perché è inutile che io dica che la Calabria invece di mettere 54 euro ne mette 70 o 80. Ma qual è il livello di sanità della Calabria rispetto a quello del Veneto? Vale la pena mettersi là con la polemica, ma pensate cosa? Che quei familiari pensino che se invece di 54 euro a 60 euro o 70 euro avremmo risolto il problema ma dai, per favore. E sul fronte delle indagini domani verrà eseguita l'autopsia alle 10 al Cafoncello sul corpo di Elisa Campeola, 35enne uccisa mentre prendeva il sole mercoledì scorso a Moriago della Battaglia. Intanto il comune di Pieve di Soligo, paese d'origine della donna, è pronto al lutto cittadino nel giorno dei funerali. E poi l'omicidio di Marianna Sandonà, la Corte d'Appello di Venezia conferma la condanna a 20 anni di carcere per l'ex fidanzato. 20 sono gli anni di carcere che Luigi Segnini, 41 anni, camionista editore di Quartesolo, dovrà scontare in carcere per l'assassinio l'8 giugno del 2019 dell'ex fidanzata 43enne Marianna Sandonà. La Corte d'Appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Vicenza di gennaio di quest'anno, modificata dai giudici anche l'accusa di Segnini nei confronti di Paolo Zorzi, il 46enne di Cervarese Santa Croce nel Padovano, che nel giorno del delitto aveva accompagnato Marianna Sandonà a quell'ultimo appuntamento chiarificatore con l'ex, che invece le fu fatale. Segnini dovrà infatti rispondere non più di lesioni aggravate, ma di tentato omicidio anche verso Zorzi, colpito a sua volta da più fendenti. Tentato omicidio che il pubblico ministero di Vicenza, Blattner, aveva fin da subito contestato a Segnini, visto che per gli inquirenti l'uomo voleva uccidere anche Zorzi, intervenuto in soccorso di Marianna. Voltiamo pagina, a parte il concorso internazionale per creare un porto per le grandi navi fuori dalla laguna di Venezia. Il progetto vincitore sarà selezionato entro il 30 giugno 2023. Come disposto dal governo, l'autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale ha pubblicato il bando per il concorso di idee per la realizzazione e gestione di punti di attracco per navi da crociera e commerciali fuori dalla laguna di Venezia. Il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini ha definito la pubblicazione del bando un passo decisivo per una soluzione strutturale a salvaguardia di Venezia e della sua laguna. I progetti per portare le grandi navi fuori dalle acque protette della laguna dovranno garantire l'operatività e la sicurezza della navigazione anche in condizioni meteomarine avverse, assicurando contemporaneamente sostenibilità ambientale, energetica e paesaggistica. Per fuori dalle acque della laguna si intendono le aree esterne alla conterminazione lagunare di fronte all'arco costiero regionale Veneto. Secondo il presidente dell'autorità portuale Fulvio Lino Di Blasio, i progetti dovranno essere veramente innovativi e sostenibili per traguardare l'attività portuale nel XXI secolo. La prima fase del bando, che si concluderà il 31 dicembre del 2021, prevede la presentazione dei progetti. Quindi una commissione di esperti selezionerà le prime 3 proposte ideative per la seconda fase, in cui dovranno essere elaborate le progettazioni di fattibilità tecnica ed economica. La seconda fase terminerà il 31 dicembre del 2022, dopodiché entro il 30 giugno 2023 tra le 3 proposte progettuali la Commissione nominerà il progetto vincitore. Un cervo, forse una femmina, a passeggio all'alba per il centro della città di Treviso. Il video, subito diventato virale sui social, lascia a bocca aperta. Un esemplare di cervo, presumibilmente una femmina, corre in pieno centro all'alba di ieri mattina. Il video, che riprende l'animale mentre da Piazza Borsa risale verso Via Martiri e la Loggia dei Cavalieri, ha fatto in poche ore il giro del web. Un video eccezionale, lo definisce il presidente del Veneto Luca Zaia, tra i primi a riproporre sui social il filmato realizzato con lo smartphone. Scena surreale, gli fa eco il sindaco di Treviso Mario Conte, che a conferma della veridicità del video, sul quale lì per lì molti avevano dei dubbi, ha postato lo spezzone ripreso dalle telecamere di videosorveglianza
sorveglianza comunali in cui si vede l'animale selvatico accanto alla loggia. Eccola davanti a Caspineda e qui al monumento di Piazza Vittoria, dove una volante della polizia ha intercettato l'animale scortandolo, riferisce lo stesso sindaco, fino in aperta campagna. Al centro di recupero della fauna selvatica di Sant'Artemio, le operatrici delle associazioni che grazie al bando della provincia gestiscono la struttura non si meravigliano troppo di questa presenza, seppure in pieno centro. Il fatto che siamo usciti da un periodo di lockdown ha fatto sì che molti animali si sono avvicinati all'urbanizzazione, quindi a paesi e a città. Diciamo che non è il primo che si è vista qua in zona, diciamo che probabilmente è stata un po' disorientata ed è andata in città, ma come è venuta da sola molto probabilmente troverà la fuga. Ecco. La cementificazione è un dato di fatto, per cui non è che sono loro che si urbanizzano per necessità, ma è proprio che noi invadiamo il loro territorio, non hanno alternative. Occorre sempre fare attenzione all'approccio con la fauna selvatica e qui ne sanno qualcosa. Da aprile a oggi i recuperi sono stati oltre 1000. Ci chiamano da tutta Treviso, anche da altre province di solito, ma noi possiamo aiutare appunto gli animali che provengono dalla nostra provincia, diamo sempre istruzioni e aiutiamo il più possibile tutti gli animali che riusciamo. Prima di salutarvi vi ricordo questa sera l'appuntamento a partire dalle 21:15 in diretta con Ring, ospiti Filippo Tosato, giornalista del Mattino di Padova, e poi Alberto Villanova della Lega, Mattia Galdiolo, del presidente dell'Arcigay Padova, Vanessa Camani del Partito Democratico e l'onorevole Francesca Businarolo del Movimento 5 Stelle. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi e buona serata. Bentrovati al meteo. Mercoledì 30 giugno prosegue il dominio dell'alta pressione africana. Il mese si chiude con una situazione meteo segnata da un clima ancora bollente. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto cielo sereno o poco nuvoloso, salvo locali addensamenti pomeridiani in montagna, dove sarà anche possibile una modesta variabilità con, a partire dalle ore centrali, alcuni rovesci o temporali, soprattutto sulle Dolomiti. Temperature calde ma in lieve diminuzione rispetto ai giorni scorsi, minime tra 16 e 22 gradi, valori massimi invece tra i 30 e i 34 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo poche novità, anche qui tanto sole ovunque, annuvolamenti sui rilievi ma senza conseguenze. Temperature minime tra 20 e 24 gradi, massime sui 30-34 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove inizialmente avremo un ampio soleggiamento, a seguire qualche acquazzone sui settori alpini di confine. Temperature minime intorno ai 17 gradi, massime infine sui 31 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3.